Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono 13 le regioni e province autonome, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100.000 abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano nella provincia autonoma di Bolzano con 189, i casi per 100.000 abitanti, e in Friuli Venezia Giulia, dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 136,6 casi per 100.000 abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise 11,1 e Sardegna 14,8. I valori dell'incidenza nelle regioni e province autonome si ricavano dall'ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'EMA lanciano l'allarme: siamo già nella quarta ondata della pandemia, l'epicentro torna ad essere l'Europa. E andiamo a vedere i dati dei contagi nella giornata di ieri, dove si sono registrati 6 decessi, un 98enne, un 83enne di Trieste, un 89enne di Muggia, un 96enne di Pordenone, un 67enne di Gorizia e un 94enne di Ronchi dei Legionari. 410 i nuovi casi da quasi 6.700 tamponi molecolari e oltre 19.100 test rapidi, 20 i casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie stabili, 16 pazienti in terapia intensiva, 108 in aumento quelli in altri reparti, quasi 2.700 le persone in isolamento, 19 gli ospiti contagiati nelle case di riposo e 2 casi tra gli operatori. E sono oltre 1.000 le persone in quarantena nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, tra studenti e docenti, nell'ultima settimana di ottobre, effetto della positività di 154 persone. Un fenomeno che costringe ad attività a singhiozzo in numerose classi, tra aumento di contagi e di ospedalizzazioni, riportando i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale. Si prende a campione 124 istituti su un totale di 167 nel periodo 25-31 ottobre, rilevando che gli studenti nuovi positivi sono 134, le nuove quarantene 946, mentre tra i docenti si sono contati 20 infezioni e 65 isolamenti. A fine mese gli attualmente in quarantena erano 1.404, di cui 1.283 alunni e 121 insegnanti. Secondo Daniela Beltrame, direttrice dell'USR, se è vero che il virus circola di più tra i non vaccinati, le autorità competenti dovranno fare un'opportuna valutazione che tenga in considerazione il diritto allo studio, sottolineando che bisogna guardare con fiducia alla scienza e evitare che i non vaccinati diventino, seppur involontariamente, veicolo di trasmissione del contagio. Ed ora andiamo a Trieste. Trieste si è svegliata oggi con Piazza Unità completamente transennata in applicazione del decreto prefettizio del 1° novembre scorso, che vieta lo svolgimento di manifestazioni nell'area come il corteo dei No Green Pass previsto per questo pomeriggio, che si svolgerà lontano dalla zona. Dunque su ogni lato della piazza, anche lungo le rive, sono state sistemate le transenne e consentito l'accesso soltanto pedonale nell'area, ma fino alle 15, quando è prevista la partenza del corteo. Dopo le 15 l'accesso sarà completamente interdetto. Al corteo si stima parteciperanno almeno 8.000 persone, mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell'ordine che stanno controllando da ieri la città e anche gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province. Se non saranno rispettate tutte le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, la questura valuterà le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell'articolo 18, secondo il quale i contravventori al divieto e alla prescrizione dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413. Lo riporta una nota della Questura di Trieste risposta al coordinamento No Green Pass, il quale appunto ha annunciato che alla manifestazione di oggi saranno rispettati gli obblighi di mascherina e distanziamento, ma non di costituire un servizio d'ordine. Avvocati, ai tempi del Covid l'Ordine lancia un allarme durante l'assemblea che si è tenuta oggi a Udine a Palazzo Belgrado. Manca il 40% del personale amministrativo nei tribunali e questo rallenta la macchina processuale. Per quanto riguarda la riforma dei processi civili e penali, il presidente Zanetti afferma è necessaria ma non risolve i vecchi problemi.
Il Covid è stato naturalmente un acceleratore di tutte le problematiche già esistenti. Ha influito notevolmente nella nostra attività, rendendo estremamente difficile l'accesso al tribunale, lo svolgimento delle udienze, l'accesso alle cancellerie. La grande battaglia dell'avvocatura è stata quella di cercare di mantenere comunque sempre attivi questi servizi nell'interesse dei cittadini. Lanciate qualche richiesta, qualche allarme per quanto riguarda il personale? Sì, lanciamo un allarme nel senso che la carenza organica della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo, sta rallentando notevolmente lo svolgimento di queste attività di miglioramento che in qualche modo l'avvocatura sta concertando con la magistratura. Non possiamo fare riforme a costo zero. A proposito di riforme, la riforma del processo civile e penale è stata una vera e propria riforma o un mero restyling? Ne abbiamo parlato ieri durante un lungo e interessantissimo convegno. Sostanzialmente dal punto di vista del merito questa riforma non è una riforma che diciamo, cambierà radicalmente il processo, forse non risolverà nemmeno i problemi che il governo si auspica di risolvere. È stata una riforma necessaria per poter ottenere i denari da parte del PNRR, ora però bisogna investire questi soldi nella struttura dell'amministrazione. Anche i pranzi delle festività natalizie subiranno un rincaro non indifferente proprio a causa del rialzo dei prezzi degli stessi alimenti, in particolare di carne e pesce, un aumento che costringerà a rivedere i menù di Natale dei ristoranti, come ci conferma Antonio Dalla Mora, presidente di Confcommercio FIPE Udine. Fronte di rincari importanti, ci sarà qualche piccolo ritocco probabilmente nei locali, non sarà nella stessa proporzione dei rincari, però è probabile che qualcosa si debba rincarare. Ecco, questo sì, certo è che rispetto a tutto il resto del mercato, i pubblici esercizi sono quelli che hanno contenuto gli aumenti di prezzi più di ogni altro. Assolutamente. Quali sono gli alimenti che hanno subito un maggior rincaro? Si parla anche del caffè. Sì, per il caffè il rincaro c'è stato, questo già da qualche anno. Comunque tendenzialmente sono i prodotti più pregiati che stanno subendo rincari importanti. In questo momento la carne, tantissimo, soprattutto la carne di manzo, alcune qualità di pesce, soprattutto quelle nostrane, perché i pesci, per esempio, che vengono dall'Oriente seguono dei rincari che secondo me sono più speculativi che altro, perché si adeguano ai rincari che ha il pesce nostrano, però quello nostrano che noi siamo soliti utilizzare sta aumentando in maniera notevole. Non tutto, ma alcune qualità, quelle più pregiate, sì. Un calo di immatricolazioni a ottobre è pari a poco meno di 1.200 vetture rispetto a un anno fa. Anche il Friuli Venezia Giulia paga la carenza mondiale di microchip nel settore automobilistico. Giorgio Sina, capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Auto Moto Ricambi, informa del meno 40% dello scorso mese, con la diminuzione più pesante in provincia di Trieste, meno 46%. Un dato che si inserisce in un anno di almeno parziale ripresa sul 2020, segnato dalla pandemia e dal lockdown più rigido. Nei primi 10 mesi del 2021 le immatricolazioni in Friuli Venezia Giulia sono state 21.824. A ottobre si è definitivamente confermato il fenomeno della mancanza di semiconduttori, spiega Sina, e ciò ha rappresentato una forte penalizzazione per il nostro settore. Le concessionarie riuscirebbero anche a vendere con una certa continuità, ma di auto non ne vengono consegnate a sufficienza. Gli stock delle aziende sono più che dimezzati, siamo almeno 60% rispetto a una situazione normale. Concretamente, prosegue Sina, il cliente è purtroppo costretto ad aspettare da 5 a 9 mesi per la maggior parte dei marchi. Il problema è che più di un cliente di fronte alla prospettiva di aspettare la consegna per così tanto tempo cambia idea e non compra. Per alcune delle nostre imprese di conseguenza è stato necessario attivare la cassa integrazione per il personale d'ufficio.
Si va a definire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo Stato ha destinato quasi 1,3 miliardi di euro al Friuli Venezia Giulia, di cui la gran parte, oltre 900 milioni, saranno attribuiti direttamente ai comuni. Ad annunciarlo è l'assessore alle finanze della Regione, che è stato ospite alla trasmissione Screenshot, Barbara Zilli. Si stanno emettendo molti bandi in questi giorni, c'è un'indicazione di una macro somma di 1 miliardo e 300 milioni per la nostra regione. Noi siamo attenti a comprendere bene come saranno allocati. La regione dovrebbe avere un ruolo un po' più incisivo nel rapporto con il governo per la regione nostra, ma tutte le regioni, per poter allocare al meglio queste risorse. Di fatto però le tempistiche che Roma sta dettando sono talmente strette che arriveranno le risorse senza possibilità di incidere molto sulla loro destinazione. I comuni hanno 900 milioni circa di risorse in questo momento. La Regione ha voluto affiancare ulteriormente l'attività difficile, visti i tempi che dovranno fare i comuni, prevedendo un fondo per la progettazione, un fondo di rotazione che ha una dotazione in questo momento di 5 milioni di euro, dove abbiamo previsto di aiutare i comuni a fare le progettualità per le opere che intendono realizzare. In questo modo la Regione anticipa le risorse e poi le otterrà in restituzione nel momento in cui il Comune sarà aggiudicatario del finanziamento da parte dello Stato, dell'Unione Europea o della Regione stessa. Crediamo che sia utile per accorciare i tempi tra l'idea progettuale e la posa della prima pietra. Il Festival della Filosofia Mimesi si è chiuso con l'incontro tra il teologo e saggista Vito Mancuso e Don Pierluigi Di Piazza al Centro Balducci di Zugliano. Sala Petris gremita al Centro Balducci di Zugliano per l'incontro con il teologo e docente Vito Mancuso, organizzato in collaborazione con il Festival della Filosofia Mimesis, manifestazione che dal 2015, grazie all'Associazione Territori delle Idee, porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica, a maturare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità. Dante nell'epoca del digitale è il tema di quest'anno, a richiamare come il poeta fiorentino sia stato colui che ha saputo esprimere al meglio la propria epoca in tutte le sue sfaccettature, restituendola sotto forma di grandiosa allegoria scientifica, filosofica, artistica, religiosa e in definitiva umana. All'incontro programmato con Vito Mancuso, vecchia conoscenza per il Centro Balducci, in dialogo con il suo direttore Pierluigi Di Piazza, c'era la presentazione di A proposito del senso della vita, libro edito da Garzanti, con cui Mancuso richiama l'attenzione su come sappiamo alla perfezione cosa vogliamo fare, ricchezza, piacere, potere, ma non sappiamo più chi vogliamo essere. L'Institut Ladin Furlan Precheco Placerean, associazione culturale fondata a Codroipo nel 1988, non si è lasciata sfuggire l'occasione di cogliere con sorpresa ed emozione l'ospite con la presentazione di un suo libro tradotto in friulano, Il Corace Lapore, ad opera di Bepi Agostinis, 88 anni, ritenuto il padre assieme a Nico Pepe del teatro in friulano, nonché sostenitore di un viaggio che ha portato la Marilenghe a vedere riconosciuta la propria identità di lingua, cultura e teatro. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.